ci stiamo anche divertendo stasera a Radio Italia, solo musica italiana, e a Video Italia con Nino D'Angelo, la sua vita e le sue opere, perché i fatti che racconta Nino non è mica cabaret, mica sono testi scritti, sono proprio momenti della sua vita, della sua quotidianità. Eccolo qua, accomodiamoci qui sulla Terra Nera, che è poi anche il titolo del tuo album, e prendiamo queste due telefonate. Poi devo chiederti una cosa, e tante canzoni qua richieste, proprio Terra Nera, Io mi ricordo, Sotto stelle, Lolita, c'è tantissime richieste, vedremo di accontentarli tutti. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto? Com'è che dici pronto tu, rispondo, non lo dico io, no? Chi sei? Ace? Sei da Grecia. Pronto? Pronto? No? Sì, sono io. Ciao Nino, sono Antonio da Latina. Antonio? Da Latina! Ah, Da Latina! Antonio da Latina, un mio vecchio fan, Antonio da Latina. Sei Antonio da Latina, quello che è venuto allo studio? Nino, sono allo studio, ti ricordi? Hai visto? Mi sono Ah, ti ricordato. ricordi, come fai a ricordarti di tutto? Perché Antonio da Latina me lo ricordo. Antonio mi ha fatto 7000 domande che non mi posso scordare più. Non mi ha fatto risciatare un minuto. Non mi ha fatto rifiatare un attimo. Ma mi ha beccato pure qua. Come mi fai ricordare? Andò, senti una cosa. Ti dico una cosa. Dimmi. Il telefono costa, lo dico a tua mamma, È bello luci. Chiedimi. Nino, senti, volevo fare i complimenti per il disco. Grazie. Ti dico che a Roma vengo al Brancaccio, vengo. Ah, bene, così vieni al Brancaccio. Ma Nino, senti, vorrei venire in camerino da te, vorrei venire. Vai già subito, aspettalo. Tu vai al Brancaccio adesso? Sì. Stai lì fino a quando arriva Nino, così quando lui arriva ti trova. Tu chiedi di Lelloreccio. Di Lelloreccio, Nino? Certo. Sì. Quando vengo al Brancaccio? Sì. Va bene. Ma Nino, aspetta, devo salutare mia mamma, un attimo. Ma ci fatto nuovo, ma tutto quanto vanno a me vanno a Lelloreccio. Farai il camerino dentro il teatro e No, poi cambiamo la parola d'ordine, dopo te la dico, se no cava tutto Roma. È vero, è meglio stare attenti. Nino, Dimmi. ti saluto, ti devo salutare mia mamma, Sì. Un attimo, ciao, un bacio. Ciao, ciao. La mamma, quella che La paga. mamma e la mamma state passando. Pronto? La mamma, signora! Ciao Nino, buonasera. Come state? Bene, grazie, a te? Io? Come mi state vedendo o mi state sentendo? No, ti sto sentendo, Nino. Fate a cattare parabolico, però, signor? Nino, complimenti comunque, sei molto bravo. Grazie. Tanto, poi comunque vengo a vederti a Roma questa volta, ok? Grazie signora, grazie. E vi aspetto a Roma, a voi e a vostro figlio. Tanti auguri, ciao. Grazie. Sai, mi è venuta un'idea. Che idea? Ora parlo con Magrini della mia casa discografica. Il prossimo disco, Sì? visto che se ne vengono pochi dischi perché la gente la musica se ne fa, perché non si regala una parabolica vicino? Mettiamo dentro nel disco una parabolica. No. Non ci va, scusa, si mette nella parabolica il disco. Ah, al contrario, ho capito, li imbustiamo insieme. Ne imbustiamo noi. Pago io, dai, vabbè, ho capito. Pronto, chi parla? Pronto? Questa era la telefonata dalla Grecia, è caduta. Senti, io volevo dirti una cosa, siccome Giulia si deve sposare, tu sai che a Napoli è buona abitudine ai matrimoni cantare, no? Qualcosa. Tu ti ricordi per esempio la prima volta che hai cantato a un matrimonio? Questo l'altra volta l'ho detto, Con la Capua? Che bella donna che è. No, l'ho detto pure l'altra volta. Ah, l'avete già detto? Ma io non c'ero. C'eravate tutti? Allora lo sapete già? No, il signore non c'era. Sì, no, ovviamente non mancherò, loro ma non tanto c'erano, li ho già non se lo individuati. ricorda. Comunque c'è qua con me Andrea. Ciao Nino, ti volevo fare i complimenti per il disco e per il concerto. Grazie. E niente, io ti apprezzo molto, visto il fatto che da quando è iniziato la tua carriera sino adesso hai sempre cantato in napoletano ed è un bene per la musica napoletana. Niente, la domanda è questa: tu cosa ne pensi artisticamente di Gigi D'Alessio, visto che il fatto che è un paio d'anni che ha abbandonato la musica napoletana, almeno si può dire. Posso dire però, fare una premessa giusta? Perché un mese fa circa, mi siete testimoni, tutti gli amici di Radio Italia e Video Italia hanno fatto la stessa domanda a Gigi D'Alessio qua. Allora io devo dire per correttezza che Gigi D'Alessio ha detto: Nino D'Angelo ha fatto un disco bellissimo, è un artista che ho sempre stimato, ho scritto anche una canzone per lui tanto tempo fa e gli auguro di vendere tantissime copie perché Terra Nera è un disco straordinario. Questo ci tenevo a dirtelo perché la verità, abbiamo la ripresa televisiva, radiofonica,
di questa dichiarazione di Gigi? Beh, io che devo... La domanda qual è però? Perché non ho La capito. domanda è cosa pensi tu di Gigi D'Alessio? Ma io non potrei parlare male perché è un fenomeno che ho inventato io, cioè quello che fa lui oggi l'ho fatto io 25 anni fa, quindi se parlassi male di D'Alessio è come parlare male di me, è un figlio di Napoli come me, è un bravo ragazzo, c'ha pure lui figli come me, ma pure lui ha 2 figli. Vero? E quindi pure lui è sick come me, quindi cioè su per giù. Scusa, ma Io sono perché, più posso bello. farti una domanda? Ma perché a Napoli non ci sono i cantanti tipo Geppi? Non so, quelli... Cioè, quelli sono Sì, tutti ce del l'hai. no. Mario Mero, scusi. Vabbè, ma quello è Sua Maestà, quello non si tocca. Ma dico, ma mediamente il cantante napoletano è sempre... Vabbè, Aurelio Fierri, neanche E se vuoi mandarmi via, dimmelo, no? Così ti faccio cantare. Nino D'Angelo e la sua musica italiana. Grazie, maestro. Si fece su camera e mi lascia terra che non cagna mai a do l'acqua e poco vicino ci può affonnarsi qua e non sanno che bene sta così e sta asciutto la luce senza forza in te mano capace sta terra stanno sempre in da guerra cucì non le sente mai e sotto cielo nero fumo immagine scazzata terra nera si giurare del porto senza short senza più preghiera e sotto cielo nero fumo e ci si magno tempo a terra nera si perde il piede e vede senza mano, senza la bandiera, perché non è la Io mi ricordo una strada rotta, non pare scarpe strette, perché crescevo ogni giorno. La gente di cappotte ci fa aprire, si fumava fritto, e dentro all'aria si sentiva un male, e scema di fuori, e sospirava. Amore, 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 che non passa mai. Scivo come foglia verde, come cresce un amore, 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 non t'avvisa mai. Finisce in un momento quando non lo sai. E luce sui di stare che mi sbatteva la notte in faccio un'ombra miniere profumate e grigi e io sentivo suonare il campano io quasi in un silenzio che suonava amore, 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 che non passa mai. Se
Scivo come il foglio verde come cresce amore, 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 non t'avvisa mai. Per crescere in un momento quando non lo sai. Voglio verde come cresce un grano e amore, amore, amore non t'avvisa mai per nascere in un momento quando non lo sai. Io sono l'amore, un bene che da picciarita, a forza che ti prende in braccio, o solo che si mesce niente e tu niente con la bella faccia. Io mare di deserto d'acqua, a luna scende con panelli, o scegli a strada sotto le scarpe, o giorni a notte che sarà notte che la casa in serra, io corri a capo fanno la guerra. E due delle sue nuove canzoni italiane dall'album Terra Nera, in diretta a Radio Italia e Video Italia, solo musica italiana. Telefonate. Pronto, chi parla? Pronto? Ciao, chi sei? Sto chiamando dalla Germania, mi chiamo Anna. Ciao Anna, ciao a tutti gli italiani. Ciao in Germania. Anna, ciao. E anche a quelli in Ciao. Grecia. Io Poi mi chiamo Anna, detta la Bruscolotti. Anna Bruscolotti. Detta Bruscolotti, che mio padre lo chiamano Bruscolotti. Fa il terzino? Ma io avevo con Napoli. No, io avevo il cazzo, allora mi mettevano nome Panzarotti, Bruscolotti, allora è rimasto Bruscolotti. Cioè, io avevo il cazzo, io chiamano Bruscolotti. Chi c'è? Se lo chiamano così, scusa, che colpa nostra? No, perché Bruscolotti è palo di ferro, palo di ferro. Palo di ferro era il terzino di Napoli, forte, capitana, Bruscolotti. Capitan Bruscolotti. Beh, comunque stai in Germania? Guarda Nino, quando giocavano le carte, no? Allora si davano i contranomi. Ho Dai capito. Bruscolotti, Panzarato passa, allora si attivo come il pallone, capito? Ci capito, questi si davano i soprannomi. Hai capito? Giocavano a carte, però pensavano a pallone. Guarda che mio padre fa lo cazzolare come lo faceva tuo padre, Scappare. Perché anche Nino ha provato a fare le scarpe, vero? Sì, però ho fatto le suole tutto al contrario. Le suole al contrario. Sono chiuso a faticare una settimana, dopo una settimana dice mi ha dato o te ne mai tu o te ne mai io. Sì, è fatto. Guarda Nino, dimmi bella. ti voglio dire che sei grande. Ti ringrazio. Sei numero uno. Grazie. Castellini, Bruscolotti, la palla. Sì. Bandoni si chiamava quando gioca. Tony Bandoni. No, si chiamava Bandoni pure. Bandoni Nardin Bicella, non sono Mazzanana Bianca, che Giuliano si tratta di Bean. Mamma mia che memoria. Grazie, un saluto a te e a tutti gli italiani in Germania, tanti auguri dall'Italia. Ciao. Questo è l'applauso dell'Italia per voi tutti. Viva l'Italia! Pronto, chi parla? Pronto? Buonasera. Pronto se tu non attacca, fammi parlare, non fa così. Adesso se ogni telefonata facciamo tutta questa cosa finiamo alle Domani 3:15. il baffo di sera va rimane a mattina, diventa baffo di giorno. Come ti chiami e da dove chiami? Sono Maria Grazia e chiamo dalla Germania. Pure tu
Maria Grazia, La Grecia no, stai aspettando la Grecia. perché sono le linee occupate, mica per altro. Guarda, Ma- che ieri hanno chiamato, c'era un certo Albano, hanno chiamato dalla Grecia. Albano? Non ha chiamato lui era qua. Hanno chiamato per lui dalla Grecia, da Atene. Era un parente di Albano. Atene o non Atene? Io non ho parenti, in Germania ce n'ho tanti. Sì, ma tu sei stato spesso a suonare in Germania, c'è un pubblico che ti adora. In Sì, ti Germania. amiamo Nino, sei grande. A me una volta in Germania mi hanno battuto pure, mi hanno picchiato pure. Cioè, ma no il pubblico. È bello ricordare tutte le cose più allegre. No, ma non il pubblico. Una guardia. Io dovevo andare dietro ai camerini, no? Mi ha pigliato per un falso Nino D'Angelo, ma buffate i mazzate. Perché non riuscivo a parlare, io facevo Nino D'Angelo, io dicevo francese, sapete, insomma dicevo in una lingua, volevo farmi capire. Nel frattempo che mi facevo capire mi ha fatto una mazziata. Ma una mazziata. Da quale zona della Germania ci stai guardando? Allora, io vi sto guardando da, diciamo, il paese si chiama Dietenberg, però si trova vicino a Francoforte. Sì, lo sappiamo. Io sono stata a Offenbach. È un po' lontano da me, però... Lì è un'altra parte, scusa. Cioè Offenbach e Francoforte stanno attaccati. Ma Frankfurt, No, ma lì è il lato est. sì, ma ci abbiamo appiccicato su fatti. No, non è che diamine. Appiccicamoci per fatti italiani, ma dici in Italia, il Pisa, la torre come sta, si fa. Vabbè, facciamo dai, gesti. sono 40 chilometri, non litighiamo ora. Quanti chilometri sono? Più o meno 40, dai. Sono 40 chilometri. Ci vanno 4 ore. Vabbè, però per chi non ha la macchina, dai. E se perdi Comunque non l'autobus fa ci vogliono 2 niente. ore, Ci vogliono 2 ore a piedi, A però. piedi. Ah, vabbè, ma Nino. dimmi bella. Allora, prima di tutto ti voglio fare tanti ma tanti complimenti. Grazie. Per la camicia? Come so la camicia mi ha Di regalato? un palazzo. Me l'ha regalata l'Italia. Bella, vero? Fate un applauso. Mario Volanchi, lo stilista dei cantanti. Ma anche lì, Accendo la maglia, non ti basti. Metti il mio maglione, può pigliare un raffreddore. Ma ci volessi un po' di latte caldo, mentre senti chi sto posto, neanche l'aria mi ci sta. E già devi che correre per stanza a preparare. A papà creatura, che si sbatte e può mangiare. Una casa piccerella, io che torno a faticare. Un letto e 3 cuscine, insieme a noi sono da cuccare. E non ti preoccupare, peggioritori siete a me. Vedrai che con i giorni tutto il male passerà. Diventeranno notti, tutto poi si aggiusterà. Vedrai che questa stella brillerà. Vedrai, vedrai così sarà. Ti spunterà un dentino sussurrandomi papà. Così rinda un cassetto, l'ultima incompleta la finirò e quel nostro album di fotografie mi sa 4 libri che non leggo giù. Mi portava sempre baci per uccidere da stanzietta ma stringiva a te, potete si chiudere senza spiegazioni, senza dirmi niente, me la state qua. E ma non mangia sera, se non cucina tu, dopo volte che me non so fare di più. Se stirano canzoni, ma cosa ma perché? E poi quando mi dormo, non sono freddo.